Allora, Andrea Testa, presidente del Checco dello Scapigollo, una vittoria per la sua squadra, anche se la partita è stata decisa da un episodio alla fine del primo tempo, una doppia espulsione per il CJ. Checco dello Scapigollo che con questo successo sale a 29 punti in classifica, in seconda posizione, in attesa che giochi la Golbet e a un solo punto dal CJ ancora capolista. Partendo dal presupposto che Coscavello sta in partita, quindi di quello che è successo a metà del primo tempo, sinceramente non è colpa di Coscavello, perché noi stiamo facendo la nostra partita. Chiaramente qualcuno ha pagato i suoi sbagli, se l'arbitro ha sentito la blasfemia, diciamo, ha preso la sua decisione. E di conseguenza anche il Mazzesi è stato espulso perché ha rivolto parolacce all'arbitro, ma comunque sia, fa parte della partita e chiaramente da parte nostra siamo contenti come ha iniziato la partita. Abbiamo preso un paio di pali prima, abbiamo fatto variazioni, quindi stavamo in partita pienamente. Chiaramente il risultato ci dispiace per i ragazzi del CJ che pagano pesantemente la cosa, ma noi abbiamo provato a far girare palla, ma in due di meno Checco non ha giocato la partita. Allora, dopo questo risultato siete ancora matematicamente in corsa per il titolo di campione d'inverno. Chi pensate siano gli avversari più pericolosi per la vittoria di questo campionato? Senza nulla togliere agli altri, si è un po' delineata la roster delle squadre che vanno per i playoff. Poi chiaramente ci sarà qualcuno che rientrerà, ma le sei squadre sono Checco, Cotton, Goldbet, CJ stessa, e Cottini, Stebano Cottini, e l'altro non mi ricordo sinceramente, però chiaramente sono sei che già sono delineate, però saranno sempre quelle dall'inizio del campionato, quelle che stanno battendo la strada già dall'inizio del campionato. Perfetto, grazie al presidente Andrea.